chiusura di una stagione, di un festeggiamenti natalizi importanti, la Befana. La Befana tutte le feste porta via, vedevate l'ora, dai. Beh no, diciamo che tanti vedono l'ora di chiudere le festività, ma noi abbiamo già ieri fatto la riunione con le prossime, abbiamo già organizzato tutto fino a maggio, diciamo. Domani abbiamo la edizione finale con la chiusura delle premiazioni dei presepi alla chiesa di Scalon con la Proloco di Donada. Quindi... Ma quante ne fate, quante ne dite, quante ne farete? Cosa farete il prossimo giro? A febbraio so che c'è forse qualcosa che in concorrenza con un paese limitrofo. No, ma forse sarà a febbraio, non penso. Cioè, so che ci sarà il carnevale, so già la data, il 7 aprile in un comune limitrofo, al 23 marzo in un altro comune limitrofo, a Portoviro non si sa ancora la data, sorpresa. Oh, ma al paese limitrofo che conosco glielo dirò. Certo, sicuramente. Io so già la data, però non voglio dire, però so già le date. La Befana ci dice la filastrocca. Dalla notte più lontana in ogni luogo arriva la Befana e anche nel delta arriva svelta. A Portoviro un gran da fare, il villaggio di Natale si ferma a guardare, ma il tempo è tiranno e i bimbi l'attendono da un anno. E le chiavi che le contarina, una pausa per la poverina in una serata di gran lavoro, nascosta per un po' di ristoro. A cavallo della scopa fra i tetti le si fionda, col fiume Po alle sue spalle, fino al mare svolazzerà col suo scialle, ricordando con un po' di malinconia che la Befana tutte le feste si porta via!